rialzarsi e combattere più forte di prima. Questo è l'imperativo per il Città di Messina, arrivati alla 10ª giornata del campionato regionale Under 15 per il girone C. Quest'oggi affronta la Tirrenia Calcio per scacciare qualche fantasma forse apparso dopo l'ultima sfida, quella persa contro la Ionia Calcio Riposto, che adesso mette pressione alla formazione di Mister Grio, che ricordiamo conduceva per 2-0 fino all'intervallo. Poi il clamoroso ribaltone della formazione catanese che ha fissato il risultato sul 4-2 finale per consolidare il primato, affrontando una Tirrenia Calcio che invece si trova ancora ancorata all'ultimo posto in classifica a 0 punti, solo sconfitte per i ragazzi di Mister Sottile. Abbiamo visto, grazie all'aiuto delle nostre grafiche, gli 11 scelti dai due allenatori. Mister Grio che si affida a Rapaglia tra i pali, poi Farina, Rustica, Viola, Lorè, Cucè, Aloisi, Tavilla, Augliera, Liotta e Mondello lì davanti. Abbiamo visto le due squadre fare il loro ingresso in campo, classico completino rosso per il Città di Messina. Sarà la prima squadra a battere questo primo pallone di gioco alla prima occasione utile. Passano in vantaggio qui con Liotta che fa quello che vuole lungo l'out di destra, serve il pallone dentro dove c'è sempre presente, sempre lui, neanche a dirlo, Ciccio Aloisi. Mette la zampata e trova il gol che vale il vantaggio per la formazione giallorossa, fresco di convocazione in rappresentativa, condito l'esordio anche con una doppietta personale. Continua il periodo d'oro del gioiellino della formazione di Mister Grio, che quindi sigla il gol che vale il vantaggio per gli ospiti quest'oggi, che continuano a spingere in avanti. Qui è stata Augliera a provarci dagli sviluppi di un calcio d'angolo a colpire il pallone di testa, ma non è riuscito a dare la giusta forza al pallone il numero 9, che poco dopo invece serve l'assist per Liotta, che arriva come un treno da dietro. Ottima trama offensiva del Città di Messina. Il tentativo del numero 10 però si è spento al lato, c'è solo una squadra in campo però, è il Città di Messina che continua a spingere in avanti qui con Augliera che serve ancora una volta Loisi, che clamorosamente calcia al lato. Si farà perdonare però subito dopo il numero 7, inventando questa splendida sventagliata per Liotta, che si ritrova a tu per tu con Jacopino e non può proprio sbagliare. Il numero 10 del Città di Messina sigla il gol che vale il 2-0, cambia nuovamente il parziale, avanti di 2 adesso la formazione di Mister Grio. Prima il numero 10 per il gol di Aloisi, adesso è il contrario, Aloisi che serve il gol per Liotta, mette anche lui la firma sul tabellino dei marcatori e trova così il gol della tranquillità per il Città di Messina, che oltre adesso ad essere in vantaggio di 2 reti sembra controllare perfettamente la gara. Ancora praticamente non è intervenuto Rapaglia, estremo difensore dei giallorossi, che continuano a spingere in avanti. Qui ci provano anche dalla distanza con Tavilla che ha provato con il destro, tentativo che però si spegne al lato della porta protetta da Jacopino. Città di Messina che praticamente sembra rendersi pericolosa ogni qualvolta che inventa una trama offensiva. Qui ancora l'occasione per Aloisi, che come un treno lungo l'out di sinistra prova a entrare in aria a calciare col piattone, tentativo parato da Jacopino. Poco dopo però sarà Augliera a calciare con il destro, ne esce fuori una traiettoria che inganna l'estremo difensore della Tirrenia Calcio, e allora arriva adesso il gol del 3-0 per il Città di Messina, che praticamente mette in ghiaccio la gara già in questa prima frazione di gioco, che si chiuderà da lì a poco con il duplice fischio da parte del direttore di gara. Partita splendida del Città di Messina, che sembra voler dimostrare che quella occorsa la settimana scorsa è stata solo una sconfitta sfortunata. Noi con le immagini nel frattempo passiamo al secondo tempo di questa gara, con la trama che sembra essere esattamente la stessa, cioè col Città di Messina in avanti. Ancora Augliera ci ha provato, tentativo che però non è andato a buon fine. Mister Grio vuole far ruotare gli uomini, entrano in campo D'Angelo e Maceli, quando al primo lampo della Tirrenia Calcio arriva il gol che potrebbe riaprire la situazione, con Scolaro che perfettamente servito da Torre parte sul filo del fuorigioco a tu per tu con Rapaglia, fredda l'estremo difensore per il gol che vale l'1-3. Adesso sotto di 2 la Tirrenia Calcio, che ci crede. Il Città di Messina però non tarda a rispondere e dall'altro lato conquista un calcio di punizione interessante che sarà affidato allo specialista Viola, che dalla grande distanza prova comunque ad andare verso la porta. La precisione c'è, non la potenza. Jacopino riesce a far sua la sfera. Città di Messina che continua a spingere in avanti, vuole tornare a più 3 di vantaggio. Qui Augliera che fa sportellate con la difesa avversaria. Alla fine ne esce un tentativo da parte di Liotta, che però finisce alle stelle. Altro cambio per Mister Grio, che lancia dentro Amato, che prenderà il posto proprio di Liotta. Nel frattempo Aloisi sull'out di sinistra supera un avversario, serve dentro per Augliera, forse un po' storto con il corpo il numero 9. Ne esce un tentativo sballato, ma poco dopo azione praticamente fotocopia, ancora con il numero 7 che lungo l'out di sinistra serve ancora una volta Augliera, questa volta perfettamente posizionato, non sbaglia, trova il gol della doppietta personale, trova il gol
del 4-1, ristabiliti 3 gol di vantaggio, continuano a ruotare gli uomini del Città di Messina, che cambia anche gli estremi difensori, anche Catanzaro in campo per Rustica ed anche Bancheri e Forestieri. Città di Messina che continua ancora a spingere in avanti, qui con Mondello che recupera il pallone, prova a girarsi, a calciare Jacopino, impreciso, si lascia sfuggire il pallone e allora c'è gloria personale anche per Mondello, anche il numero 11 sul tabellino dei marcatori. 5-1 Città di Messina, che sul finale di gara avrà anche l'occasione per portarsi sul 6-1 con un calcio di rigore che verrà conquistato e battuto dal neoentrato Catanzaro, che si fa ipnotizzare da Jacopino, il pallone rimane lì e il numero 16 allora, che non ha problemi a spedire il pallone dentro, il gol del 6-1 Catanzaro sul tabellino dei marcatori. 6-1 che sarà anche il risultato finale. Triplice fischio da parte del direttore di gara, torna alla vittoria il Città di Messina, l'ottava in 10 partite, sempre più al primo posto in classifica. Anche per questa settimana allora dalla Wisport è tutto, un saluto e alla prossima!